Storia di botte, la compagna e l'amica di lei, 37enne, arrestato dai carabinieri per tentato omicidio. Aveva anche sottratto alle donne i cellulari perché non chiamassero aiuto. La fidanzata è in condizioni gravissime. Ai nostri microfoni il cugino della donna aggredita nel quartiere di San Pelaio. Non pensavamo arrivasse ad una tale violenza, ma le avevamo detto di lasciare quell'uomo. Si aggrava il quadro a carico del trentenne accusato di avere innescato l'incidente costato la vita a Quinto a Livio Babetto, un secondo incidente dopo il tamponamento dell'autotrasportatore. Fognature al via al cantiere per il microtunnel che collegherà il centro storico alla rete, quindi al depuratore di Sant'Antonino. Per Cassugana nel 23 sarà allacciato il 60% delle utenze. Iniziata a Valdobbiadene nella demolizione dell'ex ospedale Guicciardini, riaperto 2 anni fa come Covid hospital, al posto del padiglione Geronazzo un parcheggio da 250 posti. San Boldo, alcuni abitanti denunciano la carenza di servizi per residenti e turisti in questa zona di confine affollata di turisti per gran parte dell'anno. È ufficiale, riapriranno giovedì 22 dicembre gli impianti di risalita in Marmolada, la società che gestisce le 3 funivie che da Malgacciapella porta a Punta Rocca sul versante veneto del massiccio. Grande festa all'aeroporto Marco Polo di Tessera, dove sono atterrate le Pantere dell'Imoco Volley Conegliano dopo la vittoria del mondiale per club. Ad attenderle un gruppo di tifosi giallo-blu. Buonasera, ben ritrovati con l'edizione di Treviso dei nostri telegiornali. Dunque questi i titoli, ma come ogni lunedì vediamo subito quello che è il tema del nostro sondaggio di oggi. Pagamenti POS liberi, salta il tetto, è giusto? Se secondo voi la risposta è sì, fate uno squillo allo 0422162691. Se per voi invece non è giusto, al solito uno squillo allo 0422 1626690. Come sempre il risultato del nostro sondaggio nel corso della nostra prima serata con Ring, in onda a partire dalle 21:15. Ma veniamo ora alla cronaca che come avete sentito riporta in primo piano la violenza contro le donne. Ha selvaggiamente picchiato la compagna facendola finire all'ospedale in terapia intensiva dopo un delicato intervento chirurgico. Botte anche all'amica della fidanzata. Un 37enne è stato arrestato dai carabinieri per tentato omicidio, teatro della violenza, un appartamento nel quartiere trevigiano di San Pelaio. Aggredita brutalmente dal compagno che l'ha presa a calci colpendola al volto, al torace e alle gambe, ma la furia dell'uomo non ha risparmiato nemmeno l'amica della fidanzata ospite in quel momento in casa. È accaduto ieri mattina in un appartamento in via d'Osturzo a Treviso. Le 2 amiche, italiana l'inquilina, colombiana l'altra, dopo aver trascorso la nottata in un locale cittadino, erano andate a riposarsi nell'appartamento. Qui le ha raggiunte il fidanzato dell'italiana, 37 anni, dominicano, domiciliato a Preganziol. Per ragione ancora in corso di accertamento, l'uomo, dopo essersi impossessato dei cellulari delle donne, presumibilmente per impedire loro di chiedere aiuto, si è avventato sulla compagna picchiandola selvaggiamente. Botte, sia pure in maniera meno violenta, anche all'amica colombiana che è riuscita a chiedere aiuto ad un vicino di casa. Subito sono stati allertati i carabinieri e il 118, mentre l'aggressore faceva perdere le proprie tracce. La fidanzata, picchiata con inaudita violenza, è stata trasportata all'ospedale dove, vista la gravità delle lesioni riportate, è stata anche sottoposta ad un delicato intervento chirurgico. Nel frattempo i carabinieri si sono messi alla ricerca dell'aggressore, che è stato rintracciato poco dopo ed arrestato con le accuse di tentato omicidio, lesioni personali gravissime e rapina aggravata. Sconcerto tra i parenti della donna, che raccontano di una relazione burrascosa, anche se non violenta, fino a ieri. Che litigavano spesso, venivano su da me in lacrime e io, piuttosto di dirgli mettergli una mano sulle spalle e dirgli lascialo, dirgli che non lo vuoi più, ecco tutto. Lei aveva già paura, aveva già timore e veniva infatti da me a dirmi che potevo cambiare la porta, i serramenti della porta, ecco. E io ho detto sì, ok, te lo cambio, però dopo che io avevo detto se succede qualcosa o viene da te mi chiami a me, io ho detto, però non è stato così. Sono rimasta malissimo quando ho scoperto quello che lui gli ha fatto, quello che era successo, perché comunque noi l'avevamo avvisata di non andare via, di lasciarlo perdere, di farsi la sua vita e di dimenticarsi di lui, ecco. Il 37enne è ora rinchiuso nel carcere di Santa Bona in attesa dell'udienza di convalida dell'arresto.
Si aggrava il quadro a carico del trentenne che ha tamponato a Quinto il 44enne Livio Babetto, poi travolto e ucciso da un'altra vettura. Di ritorno da una festa, ha prima tamponato l'auto con a bordo Livio Babetto, poi un centinaio di metri più in là si è schiantato una seconda volta contro una rotatoria sradicando alcuni cartelli. Infine ha raggiunto la casa di un amico nei pressi della quale ha parcheggiato la macchina vistosamente danneggiata e dove 4 ore dopo il sinistro, costato la vita a Quinto al 44enne autotrasportatore di Noale, è stato raggiunto dagli agenti della polizia stradale ed è risultato avere nel sangue un tasso di alcol doppio rispetto al consentito. È un quadro che si aggrava, quello a carico del trentenne trevigiano accusato di aver innescato la tragica sequenza di eventi che ha portato alla morte di Babetto. Tamponato, finito nel fossato e quindi risalito in strada, è stato travolto e ucciso da una terza vettura condotta da una 25enne veneziana, negativa invece all'alcol test. La ragazza è stata iscritta nel registro degli indagati con l'ipotesi di reato di omicidio stradale. Che l'accusa possa essere estesa in concorso anche al trentenne, rintracciato grazie ai frammenti di carrozzeria rimasti sul posto e alle immagini delle telecamere di videosorveglianza, rimane per ora solo un'ipotesi teorica su cui la procura sta riflettendo. I funerali di Babetto non sono stati ancora fissati, si attende il nulla osta del magistrato, mentre l'esatta dinamica dell'incidente sarà ricostruita attraverso una perizia cinematica cui spetterà di attribuire a ciascuno le rispettive responsabilità. Torniamo nel capoluogo, ora Fognature, al via il cantiere per il microtunnel che collegherà il centro storico alla rete e quindi al depuratore di Sant'Antonino. Per Cassugana nel 2023 sarà quindi allacciato alla fognatura il 60% delle utenze. Faccio un passo indietro di 4 anni e mezzo, quando all'inizio del mandato avevamo annunciato 20 km di fognatura. E mi ricordo che c'era chi ci prendeva per matti, no? A 6 mesi dal fine mandato la soddisfazione del primo cittadino Mario Conte è enorme, tanto da spingerlo a togliersi qualche sassolino dalla scarpa. Treviso si appresta ad un cambiamento epocale. Fino ad oggi il centro storico era, se non in piccola parte, privo di una rete fognaria. Ora, entro il 2023, il 60% delle abitazioni dei trevigiani sarà allacciato alla rete fognaria pubblica. Grazie ad una macchina appositamente costruita di nome Treviso, si eseguirà un tunnel sotterraneo che ad una profondità di 9 metri collegherà il centro storico alla rete esterna alle mura per collegarsi in futuro al depuratore di Sant'Antonino. Il cantiere aprirà il prossimo anno. Comincerà a partire da gennaio con questa nuova tecnologia del microtunneling, tra l'altro un cantiere che sarà anche un cantiere didattico da quanto è importante, da quanto è avanzato nelle tecnologie, e soprattutto possiamo già annunciare che nei prossimi 4 anni realizzeremo altri 20 km, quindi un salto importante dei cittadini allacciati. Passiamo dal 35% di cittadini allacciati nel 2018 al 60% nel 2023. Per compiere l'opera ci sarà un investimento di 2.700.000 euro per comune e ATS. In città partirà anche la pulizia straordinaria del Trecagnani. Allora, un'opera ingegneristicamente molto avanzata, in quanto consentirà di perforare in microtunnel una dorsale che partirà dalle mura della città di Treviso, passerà sotto il fiume Sile, sotto la ferrovia, per arrivare poi nell'area ex MOM, dove potrà venire allacciata la rete esistente. In questo modo consentiremo poi di realizzare tutta la rete fognaria nel centro storico e di collettare al depuratore centrale di Sant'Antonino. Il tunnel avrà un basso impatto ambientale e permetterà di operare senza interferire eccessivamente sulla viabilità cittadina. Tempi di realizzazione? Dovremo finire in circa 9 mesi, se va tutto bene. A Valdobbiadene ora per continuare a parlare di lavori pubblici, perché è iniziata questa mattina la demolizione dell'ex ospedale Guicciardini. 2 anni fa era stato riaperto, lo ricorderete, come Covid Hospital. Dovevano iniziare 1 anno e mezzo fa, ma la pandemia ha rallentato tutti i lavori. Oggi però il via alla demolizione del primo stabile, il padiglione Geronazzo, che diventerà un parcheggio da 250 posti auto ad uso libero e area emergenziale. Questo intervento demolitivo fa parte di una cooperazione con la ULSS, perché su questo abbiamo anche un intervento della ULSS che ci riconosce 500.000 euro
come integrazione per quanto riguarda la sistemazione del parcheggio, perché il parcheggio ha anche un'altra destinazione, che è quella che in caso di calamità, di terremoti, perché questa è una zona ancora sismica, potremmo utilizzare questo parcheggio come centro di riferimento per le emergenze. Un accordo di programma tra Comune di Valdobbiadene, Regione Veneto, gli istituti San Gregorio e l'ULSS, un progetto di riqualificazione omogenea dal punto di vista sociosanitario e paesaggistico per un impegno suddiviso in 10 milioni a carico di ULSS e Regione e 3 milioni e mezzo per gli istituti. Il Guicciardini passerà da 8 a 4 piani e verranno creati nuovi posti letto. Per quanto riguarda l'ospedale di comunità, 30 posti letto, nuovi posti letto, l'URT, l'unità riabilitativa territoriale per 24 posti letto, la COT, la centrale operativa territoriale e un punto di primo soccorso, con ambulanze in modo tale da dare una risposta alla popolazione di quest'area. L'intervento andrà a articolarsi in 2 fasi, la prima fase l'avete vista oggi, è l'abbattimento del Geronazzo con la costruzione del parcheggio e poi si passerà ovviamente alla demolizione del Guicciardini con la costruzione del nuovo blocco sociosanitario. Si calcola che entro il 2026 l'opera sarà ultimata, ma si cercherà di concludere anche in anticipo con la realizzazione dell'ospedale di comunità e ambulatori specialistici oggi in sofferenza come ortopedia e dermatologia. Il Veneto sarà la prima regione italiana nella quale sarà possibile raccogliere le firme per regolamentare il suicidio medicalmente assistito. Con 59.088 firme su 1.239.000, il Veneto fu la quinta regione in Italia a spingere con forza per modificare parzialmente l'articolo 579 del Codice Penale che disciplina l'omicidio del consenziente. Era la battaglia a favore dell'eutanasia legale. Ora il Veneto apre le porte ad un'altra battaglia, sempre in favore dei diritti civili, quella del suicidio medicalmente assistito. Sarà infatti la prima regione in Italia in cui sarà possibile raccogliere le firme per una proposta di legge di iniziativa popolare. Noi chiediamo appunto che si possano rispettare, nell'ambito ovviamente di quelle che sono le competenze del sistema sanitario regionale, tempi e modalità per chi fa richiesta di accesso al suicidio medicalmente assistito, come già possibile appunto in Italia grazie alla sentenza 242/2019 della Corte Costituzionale. In particolare sappiamo che tempi, procedure sono un elemento fondamentale per chi si ritrova a vivere in una situazione appunto di difficoltà e di malattia. La proposta, nata in seno all'associazione Luca Coscioni, di cui Marta Perrone è referente veneto, punta ad accelerare e definire una volta per tutte i tempi e le procedure che servono per riconoscere le sofferenze indicibili e non sopportabili e consentire così il suicidio medicalmente assistito, quello che con la sua lunga battaglia personale fu concesso a Stefano Geller dall'ULSS 7 Pedemontana. Noi ringraziamo Stefano Geller per aver voluto anche rendere pubblica la sua lotta, la sua battaglia, ma ci sono tantissime altre persone come Stefano Geller che non hanno le forze, ma hanno giustamente anche il diritto di non esporsi così pubblicamente, ma al tempo stesso meritano i riconoscimenti dei loro diritti. Mercoledì 21 il primo atto, la proposta di legge e la relazione che l'accompagna saranno depositate a Palazzo Ferrofini. C'è il primo step che è quello del deposito, poi si parte con la raccolta firme di 7.000 firme di cittadini residenti in Veneto, dopodiché appunto come era già successo per la raccolta del referendum, tutte queste firme dovranno essere raccolte in presenza di autenticatori, quindi è un processo certificato, ecco, su cui garantiamo l'assoluta anche serietà. La politica ora in attesa del congresso provinciale della Lega a Treviso, che sarà nelle prime settimane di gennaio. Ieri a Padova e Verona l'elezione dei nuovi segretari del Carroccio con la vittoria dei salviniani Nicola Pettenuzzo a Padova e Paolo Borchi a Verona. Sentiamo il commento dell'europarlamentare trevigiano Gian Antonio Darè, che non risparmia critiche soprattutto sul fronte padovano. Darè, secondo lei si sono svolte regolarmente le elezioni congressuali a Padova e Verona? Ma per quanto mi riguarda Verona credo di sì, Padova un po' meno, perché mi dicono che da Padova abbiano fatto 50 militanti l'ultima settimana, quindi il congresso è stato vinto per 29 voti dei salviniani, tanto per dire in maniera molto chiara.
e questo ha creato ancora più irritazione e ancora più divisione su quelle che sono le due fazioni. Un congresso che secondo me invece a Verona ha portato a Paolo Borchia a essere il nuovo segretario provinciale, e questo credo sia un passaggio molto più chiaro, molto più semplice, e soprattutto anche con la sua dichiarazione di voler unire, di voler unificare questa Lega che è sicuramente divisa in due fazioni. A Padova, a Verona probabilmente hanno trovato la soluzione giusta. Nel mese di gennaio toccherà alle altre province, agli altri territori. Lei che cosa si aspetta? Mi aspetto che ci sia chiaramente dei congressi seri, dei congressi non modificati con dei tesseramenti dell'ultimo minuto, perché questo non fa altro che ad ampliare la frattura che c'è. Se invece le cose sono regolari, quando un segretario vince in maniera regolare è un segretario riconosciuto, c'è un direttivo riconosciuto e all'interno del direttivo si trovano le soluzioni politiche e amministrative per governare il territorio. C'è il rischio di una scissione? Ma secondo me no, non c'è il rischio della scissione, c'è il rischio di una contrapposizione che invece di fare progettualità politica sul territorio fa solo delle lotte interne che non portano ai risultati politici che poi abbiamo visto. E continuiamo con la politica, perché in queste ore è in corso il Consiglio Comunale di Treviso con il Terzo Polo che ha deciso di astenersi sul bilancio, presentando invece una mozione accolta favorevolmente dalla maggioranza su mobilità sostenibile, sostegno a giovani e giovani coppie e maggiore capacità di spesa per la progettazione europea, segnali di quel percorso di distensione che lo stesso Calenda aveva manifestato a Treviso con il suo apprezzamento all'operato di Mario Conte. Per qualcuno forse un altro tentativo di corteggiare la maggioranza in vista del voto alle amministrative. Sulla stensione per il bilancio il commento dei rappresentanti del Terzo Polo: è il bilancio dell'amministrazione uscente, spiegano, ci sono cose che apprezziamo, su altre abbiamo dato il nostro contributo con la mozione, altre magari le avremmo pensate in maniera diversa, ma sarebbe disonesto non tener conto delle difficoltà affrontate negli ultimi anni dalle amministrazioni comunali e votare contro a prescindere. Questo dunque il Terzo Polo in Consiglio Comunale. Ed ora andiamo a San Boldo, una zona di confine tra le province di Treviso e Belluno, dove alcuni abitanti denunciano la carenza di servizi per i residenti. Via di passaggio tra la pianura e la montagna, meta di escursioni estive e giri in bicicletta per migliaia di turisti, semplicemente casa per i 24 residenti. Il San Boldo, zona di confine tra Cison e Borgo Valbelluno, è di tutti e di nessuno. La competenza e quindi la responsabilità, a cominciare dalla viabilità, mezza pubblica e mezza privata, e molti servizi risultano carenti, come hanno voluto sottolineare ai nostri microfoni alcuni abitanti riuniti in uno dei pochi locali della zona. Quando veniamo qui abbiamo qualche volta difficoltà a metterci in comunicazione con il resto del mondo tramite il telefono, perché qui non arriva il cellulare, la rete cellulare o meglio arriva in maniera sporadica e a seconda delle zone. Sapete bene che essere in contatto con il cellulare è una cosa importantissima anche dal punto di vista proprio dell'assistenza sanitaria, anche se vogliamo. I parcheggi, cioè qui non esiste un parcheggio che permetta a chi arriva di trovare sicuramente posto. Vedete quella zona lì, quella è l'unico parcheggio che viene utilizzato dalle persone che per esempio vogliono andare a fare una passeggiata al rifugio dei Lof, che è un rifugio un bivacco molto conosciuto. La gente che viene qui la domenica, d'estate, si aspetta di trovare anche un minimo di servizi che non ci sono, quindi anche questo potrebbe essere un qualcosa che aiuta a migliorare la situazione. Le zone picnic che in altre parti qui vicino sono ben presenti, qui a San Boldo non ci sono zone picnic. E qui anche qua con poco si potrebbe fare molto. Le esigenze di chi qui ci vive e di chi viene come turista si incrociano. Qui come segnaletica a disposizione degli escursionisti lascia molto a desiderare, soprattutto nella parte che va verso Pian dei Femmine e Col Visentin.
quindi lì sarebbe da fare un intervento. Questo problema viene sollevato spesso e volentieri dagli escursionisti stessi. Manutenzione delle stradine, sfalcio dell'erba, pulizia delle caditoie, la lista delle necessità è lunga. Bisogna che la gente abbia anche un po' di servizi, di parcheggio, perché manca, è quello che manca, insomma, ecco qua nel Passo San Boldo manca il parcheggio e i servizi igienici. San Boldo, area ad alta vocazione turistica, solo da alcuni anni. In particolare dopo del passaggio del Giro d'Italia ha avuto un esploit. Maggiori servizi e valorizzazione di quello che c'è già, concludono gli abitanti, dalla Casa degli Alpini, da sfruttare maggiormente, al Museo della Strada dei 100 giorni. Che però è utilizzabile, è visitabile 2 giorni all'anno, che è un peccato. Basterebbe secondo me poco per migliorare la situazione in maniera notevole qua del Passo San Boldo. Ci fermiamo ora per la pubblicità. A tra poco, restate con noi. Rieccoci in diretta con l'edizione trevigiana dei nostri telegiornali. Ebbene, entrano nel vivo i festeggiamenti per il Natale in città, con molti eventi ma anche mostre e concerti. Sono ancora tante le iniziative di cui godere per le festività natalizie a Treviso e sono tutte consultabili nel calendario organizzato dal Comune. Tutti i weekend, Babbo Natale sotto la loggia, gli artisti di strada e numerosi appuntamenti a teatro come quello del 22 dicembre in una grande festa natalizia dedicata alle più belle canzoni di Frank Sinatra e l'immancabile concerto di Capodanno. Ovviamente tutte le mostre in corso, perché ricordo che Treviso, pensate, ha 3 mostre importanti in corso, perché abbiamo quella di Antonio Carlini in dialogo con il maestro Arturo Martini. Abbiamo appena inaugurato la mostra dedicata a Endless, uno degli street artist britannici più famosi al mondo, mentre a Santa Caterina continua con grande successo la mostra dedicata al nostro grande artista del Rinascimento che è Paris Bordon. Un Natale che sta andando molto bene dunque quello in città, con la grande gioia e senso di comunità per grandi e piccoli. E poi anche un'altra novità, una primissima, visto il successo della Loggia Incantata, e come sapete la Loggia Incantata è legata al villaggio di Babbo Natale, ma la novità di quest'anno è che l'allestimento verrà un po' cambiato e quindi per la Befana la loggia sarà in veste befanesca con molte sorprese dedicate ai bambini. Carbone a chi? Carbone assolutamente a tutte quelle persone che non verranno a Treviso a Natale, perché a Natale Treviso è bellissima e vale veramente la pena di venire a visitarla. Lo sport ora, grande festa all'aeroporto Marco Polo di Tessera, dove sono atterrate le Pantere dell'Imoco Volley Conegliano di rientro dalla Turchia, dove ieri hanno conquistato il mondiale per club contro l'eterna avversaria del Vafiki Bank Istanbul, dove ora milita anche l'ex Paola Egonu. Grande entusiasmo dei tifosi per l'ennesimo trofeo che riporta le Pantere coneglianesi nell'Olimpo del volley mondiale. Ed ora spazio alle notizie da Belluno e provincia. L'attesa è finita, gli impianti della Marmolada riapriranno giovedì prossimo e l'avvio della stagione questa volta è ufficiale. Grazie alle nevicate degli ultimi giorni, alle temperature e al lavoro degli operatori, il Natale del comprensorio dell'Alto Agordino può dirsi salvo e a partire non saranno solo gli impianti di risalita. Dal 22 dicembre sarà aperto il Museo della Grande Guerra che si sviluppa a 3.000 metri di quota e poi la mostra di Fabio Vettori Formiche in Marmolada. Ritornerà inoltre la possibilità di assistere al sorgere del sole dall'esclusiva terrazza panoramica di Punta Rocca. Una riapertura importante nel segno del ricordo, commenta il presidente Zaia, che si sofferma sul ritorno progressivo alle attività che deve fare i conti con la sciagura del 3 luglio scorso. La riapertura nel rispetto delle prescrizioni predisposte dai tecnici la dobbiamo anche alle 11 vittime della tragedia della scorsa estate. La chiosa del presidente della regione del Veneto. I giovani della montagna veneta e l'Europa presentati oggi a Belluno i risultati di un percorso di lavoro che ha visto protagonisti i ragazzi sui temi cardine del loro futuro e del territorio di appartenenza.
I giovani hanno una visione che è completamente diversa da quella che la tradizione assegna alle popolazioni montane. Sono aperti al resto del mondo, hanno una visione ottimista del futuro, fanno affidamento principalmente sulle proprie forze, però chiedono alcune cose: maggiore cooperazione, spirito solidaristico, capacità di individuare i valori dei territori. È tutto scritto nero su bianco negli elaborati di 40 ragazzi della montagna bellunese, vicentina e veronese che hanno concluso il percorso guidato e mediato dal sociologo bellunese Diego Cason. Questi giovani che noi vediamo in modo esotico come se fossero una parte diversa da noi, ma in realtà sono una parte della comunità e quindi sono i nostri figli, non è che sono dei marziani che arrivano da chissà dove, anche se sono pochi, hanno una visione, diciamo così, che come dire, mette da parte tutta una serie di cliché e di pregiudizi e si apre, diciamo così, al nuovo senza timore dei cambiamenti. Il progetto promosso da Europe Direct, Montagna Veneta con i GAL e l'UNCEM ha fatto sintesi di necessità e bisogni dei giovani che sono la generazione del futuro ma soprattutto del presente. Pensare che la partecipazione si limiti ad ascoltare le loro opinioni è un errore madornale, perché la partecipazione consiste sì nell'ascoltare, nell'informare, ma anche nel fare le cose insieme, nel sostenere il lavoro che collettivamente facciamo e soprattutto anche sostenere il lavoro che altri fanno e che è di interesse comune. Quindi c'è molto lavoro da fare. L'anno europeo dei giovani sta volgendo al termine. L'Europa ha messo in campo risorse importanti per dare voce alle istanze dei giovani. Nei prossimi anni ci sarà la svolta, anche perché le unità nazionali, gli stati nazionali sono ancora molto forti all'interno dell'Europa. È un'Unione Europea, è un'Unione monetaria, ricordiamoci anche che non c'è una Costituzione europea. Politiche demografiche, situazione del personale dipendente, ma soprattutto gli aumenti delle tariffe, dalle mense alla casa di riposo, dai rifiuti al servizio idrico. Sono un fiume in piena i consiglieri di minoranza del gruppo Valore Comune che a sindaco e giunta chiedono risposte. Non c'è, oltre alla mancanza di trasparenza, di comunicazione di dati, né a tutto il Consiglio né alla minoranza chiaramente come noi. Se in campagna elettorale il sindaco aveva anche promesso fondamentalmente di non fare nessun aumento né di tasse né di tariffe, oggi invece ci troviamo una serie di aumenti non comunicatici in Consiglio Comunale né in Commissione. Più 9,3% le mense, più 10% le rette della casa di riposo, più 11% per il servizio idrico, tra il 6 e il 9%, ma il dato non è ancora confermato, l'aumento per lo smaltimento dei rifiuti. Il gruppo consigliare Valore Comune che siede nell'emiciclo di Palazzo Rosso non ha alcuna intenzione di arretrare in nome della trasparenza, che è atto dovuto prima di tutto ai cittadini. Noi abbiamo avuto anche degli incontri più volte promossi dal sindaco stesso per avere più collaborazione dalle minoranze, anche da parte nostra, cosa che noi avremmo anche garantito se a priori ci fosse una comunicazione aperta e totale preventiva. Questo non avviene. E così 4 interrogazioni sono state depositate oggi affinché vengano discusse nel Consiglio di fine anno: rifiuti, idrico, politiche demografiche e personale. Noi vogliamo capire da questa amministrazione se, oltre a valorizzare quelle che sono le professionalità all'interno, hanno intenzione soprattutto di assumere. Il cittadino sa che se non ci sono servizi è perché manca il personale, non perché manchi la voglia di fare. Emergenziale la situazione sotto il profilo demografico analizzata dal consigliere Samaria, che richiede una presa d'atto immediata. Bisogna agire da subito, perché se non si agisce fin da subito poi appunto il trend diventa irreversibile e incurabile. Dal trend che c'è rischiamo che veramente tra una quindicina di anni, per non parlare di più lungo, quindi una trentina d'anni, si rischi uno spopolamento inevitabile e irreversibile della città di Belluno. La convivenza con il lupo è possibile, ma va gestita. All'ex Casa Rossa di Ponte nelle Alpi un incontro affollato per parlare della presenza in provincia di Belluno del grande predatore. Da quando la sua presenza è diventata avvertibile se ne parla. L'uomo lo teme e da sempre ha nei suoi confronti un desiderio di rivalsa e di supremazia. Parliamo del lupo, di cui si è discusso in una affollata sala di Ponte nelle Alpi. Nella cultura umana il lupo è stato dipinto a partire dalla Bibbia, ma da tutta la cultura che è sopravvenuta,
con una forma alterata della sua realtà. Oggi vorremmo fare una luce chiara su quello che è il lupo, di come si comporta, di quali sono le azioni che possono far convivere il lupo anche in provincia di Belluno. Il problema è come conviverci. Si tratta di un animale schivo che si può girare alla larga dall'uomo, che non ama nemmeno farsi solo vedere, ma che si nutre delle prede più facili, che purtroppo possono essere le pecore, specie quando sono rinchiuse in un recinto da cui non possono fuggire. Noi dobbiamo pensare che il principio generale di conservazione delle specie in Italia dettate dalla legge è che le popolazioni si gestiscono a livello di popolazione, non di singolo individuo. Teniamo conto che i lupi ne nascono tanti ogni anno e ogni anno ne muoiono. Noi quest'anno in 3 giorni sono morti 3 lupi investiti. Quindi non è salvando un lupo o battendo un lupo che comprometiamo la situazione faunistica. Questo deve essere molto chiaro. Ed ora lo spazio dedicato alla nostra rubrica sui vostri presepi, appuntamento che torna anche quest'anno in occasione del Natale 2022. Continuate naturalmente a mandarci le immagini delle vostre natività, il numero WhatsApp lo vedete in sovraimpressione, filmati in orizzontale della durata di almeno 20 secondi, specificando il vostro nome, cognome e comune di residenza. E vediamo quindi nel prossimo servizio i presepi realizzati dalla quinta A e B della scuola primaria di Altivole, da Dule di Motta di Livenza, Ivano Gardenal di Santa Lucia di Piave, Marco Lunardelli di Gorgo al Monticano e Silvia di Vittorio Veneto. Ed è tutto per questa edizione, grazie per essere stati con noi, come sempre il nostro meteo in chiusura di TG. Arrivederci. Società Agricola Torresan. Dai nostri animali nati e allevati nel cuore del Montello, solo carne e salumi genuini. Bentrovati al meteo. Alta pressione con tempo in genere stabile, tuttavia il sole sarà alquanto latitante. Vediamo insieme il dettaglio di martedì 20 dicembre. Sul Veneto il cielo risulterà in prevalenza nuvoloso o coperto, di mattina anche nebbioso con frequenti foschie in pianura e nelle vallate alpine. Maggiori schiarite invece saranno possibili in montagna. Temperature stazionarie, minime comprese tra -1 e 3 gradi, massime invece tra 3 e 7 gradi all'incirca. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia. Anche in questo caso il cielo sarà nuvoloso con nubi basse e foschie. Sui monti qualche parentesi soleggiata, gelate notturne a fondovalle e localmente anche in pianura. Temperature minime tra -1 e 5 gradi, massime sui 5-9 gradi all'incirca.
Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige. Sarà parzialmente soleggiato, specie sui settori di confine, ma avremo comunque un'alternanza di schiarite e di annuvolamenti nel corso della giornata. Temperature minime intorno a 0-1 grado, massime sui 5-6 gradi. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione. Arrivederci. Società Agricola Torresano. Dai nostri animali nati e allevati nel cuore del Montello, solo carne e salumi genuini.